Hello, buongiorno, buongiorno mondo, hello world. So, today I have chosen another intriguing and interesting topic afflicting the human intelligence since centuries. Evoluzione, creazione e disegno intelligente. Dov'è la verità? The so-called the intelligent design. All right. We are there on the boundary in between philosophy and theology, and most important, we are talking about the veridicity of the Darwin evolution, all right, and all the concerns about scientists and non-scientists. Ok, evoluzione, creazione e disegno intelligente. Dov'è la verità? Evolution, creation and intelligent design. Where is the truth? Intervista al professor Armin Schwibach. Interview to the professor Armin Schwibach. Roma, giovedì 9 febbraio 2006. Rome, Thursday, February 9th of 2006. La teoria evoluzionista, quella creazionista, il disegno intelligente e la creazione continua sono al centro di un animato dibattito a livello mondiale. Il 19 dicembre scorso, il giudice distrettuale della Pennsylvania, John E. Jones III, ha sentenziato che il cosiddetto disegno intelligente non può essere insegnato nelle classi di scienze delle scuole pubbliche negli Stati Uniti. I would never thought something like that. Unbelievable. That a judge would have sentenced and prohibited the study, the inclusion of the intelligent design in the school, in the science classes in the United States. I'm speechless, you know what, that is a big surprise to me. John E. Jones III ha giudicato che il Consiglio scolastico dell'area di Dover ha violato la Costituzione, violated the constitutions even, unbelievable. What are we talking about? I can't believe reading this. Decidendo di inserire nei programmi scolastici di scienze il disegno intelligente, cioè il principio che la vita sulla Terra fu generata da una causa intelligente, principio che secondo il giudice mira ad escludere le teorie di Darwin. The concern of the judge was that this new theory at that time aimed to exclude the Darwin theory about the evolution. Anche in Georgia un tribunale ha ordinato di rimuovere dai libri di testo adesivi con riferimenti al disegno intelligente. Even in Georgia has been ordered to remove from the books, classes books, reference drawings in reference to the intelligent design. Mentre in novembre il Kansas ha approvato nuovi regolamenti scolastici che mettono in dubbio le conclusioni di Charles Darwin. On the other side of the balance, on the other plate of the balance, in Kansas instead some amendments about the schooling rules approved this
new studies in the class planning. Per saperne di più, Zenith is the organization from where I'm reading this article. Ha voluto porre alcune domande al professor Armin Schwibach, docente di epistemologia, metafisica, filosofia della natura, filosofia moderna e contemporanea all'Ateneo Pontificio Sant'Anselmo e all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum in Italy. Schwibach è anche corrispondente per l'Italia e il Vaticano del giornale cattolico tedesco Die Tagespost. So, to understand more about this matter, controversy, the publisher asked to Professor Armin Schwibach, that is a scholar in epistemology, metaphysics, philosophies, nature, philosophy of nature, modern and contemporary philosophy at the Ateneo Pontificio di Sant'Anselmo. Schwibach is also the foreign correspondent for Italy and the Vatican of the Deutsche Catholic magazine Die Tagespost. Che cos'è il progetto intelligente? Schwibach, da 20 anni circa, l'espressione progetto intelligente è diventata all'interno della scienza sinonimo di un'alternativa al modello evolutivo della realtà biologica e nelle forme che seguono gli sviluppi del cosiddetto principio antropico. Fisica. Nasce per contrapporsi a un evoluzionismo neodarwinista dogmatico, monista e materialista, mettendo l'accento sull'infinita complessità del reale e della vita. Schwibach says, since 20 years, about the expression intelligent project became synonymous of an alternative model of the biological reality or about the evolution and all the forms that follows the development of the so-called anthropic principle. This was boosted in contrast to the neo-Darwinist dogmatic evolutionism, monista and materialistical and limited to the one theory, okay? Mettendo l'accento emphasizing about the infinite complexity about life, of the life. Tali interpretazioni scientifiche pare si siano fortemente legate a un creazionismo, cioè a una visione fissa o fissativa dell'atto creativo divino. Such scientific interpretation looks to be strongly connected to the creationism, the so-called creationism, a vision about the divine creation act. Vale come per ogni teoria scientifica, se vuole essere scienza deve adempiere ai criteri di scientificità. C'è il rischio che tale progetto diventi esso stesso ideologia fondamentalista. This is very interesting. And so, to be considered a scientific theory, it must adhere to the criteria of the science, okay? But in this case, there is the risk
that such project could become a fundamentalist ideology. Se dovesse essere così, cadrebbe sotto la scure della ragione quanto l'evoluzionismo neodarwinista. If it could be so, it would erase it would be not taken in consideration at the same way as the neo-Darwinist evolutionism theory. L'alternativa non è evoluzionismo o creazionismo. The alternative cannot be identified in evolutionism or creationism. L'alternativa vera è realizzare liberamente la capacità della ragione in modo non pregiudiziale, guidati dal vivo ad operarsi per la verità, guidati dalla presenza di Dio che vuole essere cercato e trovato in tutto. The real alternative is to freely realize that the cause of the knowledge, okay, la capacità della ragione, the capacity, the knowledge of the human, of the sapiens, in a non-prejudicial way, led by a real, a profound activation and how to say search about of the truth, guidati dalla presenza di Dio, led by the presence of God, who want and need always be found and searched in all the aspect. Qual è la consistenza scientifica della teoria evoluzionista di Darwin? Si tratta di un fatto, di un fenomeno della natura, di una ipotesi, di una legge, di un sistema o di cos'altro? Schwabach, una teoria scientifica insieme di regole e leggi che descrivono i processi della natura, è un modello interpretativo della realtà. Tale insieme si fonda su dati osservabili o potenzialmente osservabili che potranno entrare in una sperimentazione. I dati empirici rimangono comunque subordinati alla teoria, in quanto solo attraverso la capacità teorica e la sua possibile condivisione un determinato campo fenomenale accede a una nuova dimensione di comprensione del suo funzionamento o del suo essere. La ripetibilità di sperimentazioni fatte e la previsione di fenomeni futuri sono parte costitutiva della validità scientifica di un impianto teorico. Ogni teoria scientifica è per definizione fallibile. Cerca di verificare conseguenze della teoria senza per questo avere come scopo primario la ricerca della verità, che esula dalla competenza dello scienziato. Le teorie dell'evoluzione hanno il carattere particolare di essere teorie scientifiche storiche, che attraverso mezzi quali la paleontologia, la paleobiologia, eccetera, eccetera, a partire da un punto sommo di evoluzione raggiunto, cioè quello raggiunto adesso, now the actual knowledge about the evolution, ricostruiscono le linee di percorso attraverso le quali si è giunti a tale sommo punto. Non si tratta dell'integrazione sperimentale di dati in un sistema teorico da verificare o falsificare attraverso un funzionamento osservabile e o esprimibile in termini matematici. I fenomeni naturali spingono alla costruzione di un peculiare modello interpretativo che deve dimostrarsi migliore rispetto ad altri, sia in rapporto alla sua funzione, sia in rapporto al campo fenomenale che copre. Le teorie evoluzionistiche nascono come teorie biologiche.
Quando si esprimono sull'essere umano razionale e sul suo sviluppo si occupano del fenomeno di massima complessità conosciuta nel cosmo. In quanto tale, una scienza positiva pensa di potersi esprimere in un ambito tradizionalmente riservato alla filosofia e alla religione, e lo fa mettendo in discussione un assunto teorico, cioè quello filosofico o teologico, che però si muove su un livello diverso di razionalità. Le teorie dell'evoluzione tendono dunque a oltrepassare il limite imposto dal metodo di una scienza che determina una visione del mondo riduttiva e riduzionista, materiale e materialista, trascinando nella relatività di un progetto culturale antagonista rispetto ad altri. L'evoluzione riguarda un limitato fenomeno osservabile nella natura, dovrebbe perciò configurarsi come ipotesi interpretativa, individuando le cui regole si possa creare un sistema coerente che aiuti a comprendere meglio. Purtroppo invece si impone come visione del mondo materialista. In che modo e perché la teoria evoluzionista è stata utilizzata per cancellare l'esistenza del creatore? Schwibach. Se i fenomeni complessi e i fenomeni della vita in particolare sono il prodotto di un meccanismo di mutazioni casuali e selezione degli organismi più adatti a determinate nicchie ecologiche, se infine tale processo materiale si ricostruisce in via ipotetica, perché non si è in grado di farlo diversamente, fino alle origini dell'universo, per il quale esiste una sua teoria evolutiva di ordine analogo ma diversa, appare inutile l'idea che tutto sia frutto di una volontà e ragione creatrice che sta al di fuori del processo stesso, al di fuori dello spazio e del tempo. In fact, the time calculated since the notorious Big Bang, the creation of the universe, our universe, does not match mathematically with the time employed by the real biological evolution. And so that's why here they say è ragione creatrice che sta al di fuori del processo stesso, al di fuori dello spazio e del tempo. So eventually since mathematically the time of the creation and the time of the evolution do not exactly match for a huge difference in time. It could be supposed that this extra supernatural entity, identified very often as God, could have been at the time of the creation of the universe on the outside the boundary of the space of the universe. Dio diventa quindi espressione mitologica per ciò che ancora non si sa, che ancora non si è potuto esprimere nel modo della presunta razionalità scientifica. La creazione, che porta nel seno della sua realtà la ragione divina attiva creatrice, che si immerge liberamente nel suo creato e costituisce la dimensione di senso di esso, diventa una delle ipotesi possibili e, dal momento che è potente espressione dell'intimo di molti, idea da combattere. Il materialismo e l'evoluzionismo materialista sono semplici, nella loro semplicità e banalità attraenti. Offrono veloci risposte e mettono a disposizione strumenti ordinati per esercitare un nuovo potere,
un potere che diventa fine a se stesso. Guys, this article is very long, so I invite you to keep reading. Today I have limited the translation in real time because it will take too long time. I don't want to make a video that long, okay? So I'm reading randomly, okay? I think it's interesting. I want to read, I bypass the center of the article and I want to read the last paragraph of this article because I found it very interesting. Il 7 luglio del 2005 il cardinale Christoph Schönborn, I don't know, arcivescovo di Vienna, ha pubblicato un articolo sul New York Times in merito alla teoria evoluzionista che ha suscitato una discussione a livello internazionale. Che cosa ha detto di così straordinario? Schwabach, lo scopo dell'intervento del cardinale sul New York Times era rendere chiaro che l'affermazione della scienza neodarwinista, secondo cui la Chiesa avrebbe per un tacito consenso accettato il fatto dell'evoluzione così come letto dal dogma neodarwiniano, non ha alcun fondamento. Le parole di Giovanni Paolo II, che nel 1996 affermò che l'evoluzione è più che una semplice ipotesi, non devono essere interpretate come assenso alla teoria, la cui validità ha da essere controllata considerandone i presupposti di carattere ideologico e non scientifico che gli stessi scienziati di volta in volta assumono. La teoria evoluzionista neodarwinista, che riconosce solo delle strutture e linee di argomentazione e di analisi di carattere materialista e monista, è radicalmente opposta a una visione che su un livello teorico presuppone la necessità di un livello di senso non riconducibile al mero funzionamento materiale. La Chiesa afferma una ragione che è in grado di poter distinguere nel mondo naturale una dimensione teleologica sia dell'origine che del fine. Non si contesta dunque a priori la possibilità di una dottrina della discendenza comune, ma un evoluzionismo inteso come processo di variazioni casuali attraverso mutazioni materiali e criteri di selezione certi. Schönborn constata l'evidente progetto della natura. Negarlo non è scienza, ma ideologia. Il cardinale Schönborn distingue due livelli di razionalità, uno di natura teologico-filosofica e l'altro di natura scientifica. Se uno scienziato afferma di poter comprendere tutta la realtà, allora pecca di un illecito sconfinamento di competenza. La ragione capace di metafisica si pone la domanda di senso, oltrepassa il limite dell'osservabile, del numericamente misurabile. So, God against mathematics. Schönborn nega a una scienza materialista il diritto di uniformare la razionalità e di ridurla ad un aspetto solo, senza darne una giustificazione. Cita Giovanni Paolo II che insegna: tutte le osservazioni concernenti lo sviluppo della vita conducono a un'analoga conclusione. L'evoluzione degli esseri viventi, di cui la scienza cerca di determinare le tappe e discernere il meccanismo, presenta un interno finalismo che suscita ammirazione. Questa finalità, che orienta gli esseri in una direzione di cui non sono padroni né responsabili, obbliga a supporre uno spirito che ne è l'inventore, il creatore.
Il cardinale Schönborn afferma che tale uso della parola evoluzione nulla ha a che fare con l'uso materialista che ne fa l'evoluzionismo neodarwiniano e riferisce la conclusione del documento finale della Commissione Teologica Internazionale del 2004. Un processo di evoluzione non guidato che sia totalmente estraneo all'azione della divina provvidenza. La famosa divina provvidenza richiamata anche da Dante, no? Nella Divina Commedia, che sarebbe praticamente la facoltà di poter scegliere anche per l'uomo, no? Dal punto di vista dell'uomo. The faculty that we may choose about our destiny as well, ok? Semplicemente non può esistere. Questa affermazione riecheggia anche nelle parole di Benedetto XVI pronunciate nella messa inaugurale del suo pontificato. Non siamo il prodotto casuale e senza senso dell'evoluzione. Ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto, ciascuno è amato, ciascuno è necessario. Il cardinale Schönborn conclude: ora, all'inizio del XXI secolo, dovendo far fronte a pretese scientifiche come il neodarwinismo e la multiversum ipotesi di cosmologia, inventate per evitare la irresistibile evidenza dell'esistenza di un fine e di un progetto presente nella scienza moderna, la Chiesa Cattolica deve ancora difendere la ragione umana e proclamare che l'immanente progetto evidente nella natura è reale. Le teorie scientifiche che cercano di eliminare l'apparire del progetto come il risultato del caso e della necessità non sono affatto scientifiche, ma così come Giovanni Paolo II ha affermato sono un'abdicazione dell'intelligenza umana. I love this, the great Papa Johannes Wojtyla. La Chiesa conosce la dignità della ragione umana e la protegge dal suo autoannientamento. La vita complessa non è un prodotto del caso, la complessità necessita di un principio d'ordine. Okay, so guys, that's true that I will not translate this, okay, because I don't want to miss the whole article because I found it very interesting. But as you can see, I invite you to, first of all, do not forget to dub my voice, okay? Dubbing, imitating my tone, my reading, okay, so that you become, you stimulate your vocal cords to shape with the Italian accent and tonality, okay? Most important, in this article, the sentences are very long. The punctuation mark is very rare, short. So it's quite difficult to give the proper sense from a point of view of the metrics during the reading. And that is challenging for you, but also for me, but most is for you, that you are not native Italian. But that's very important, okay? Because if you want to become fluent, you must become fluent also in the reading, okay? You must understand well where, okay, how to give the correct sense to each sentence. And most important, please take note how many times a lot of these terms have been repeated and reused along the whole article. But most important, I remind you that when it comes to science, okay, terminology, and also psychology,
okay, philosophy, a lot, an incredible amount of words are very, very similar to the English because of Latin and or Greek roots. So you will find, okay, I keep 2 minutes, okay, let's check, okay, in this last paragraph, okay, switchback, lo scopo, the scope, intervento, intervention, cardinale, cardinal, affermazione, affirmation, scienza, science, neodarwinista, neodarwinist, tacito, tacit, silent, consenso, consensus, accettato, accepted, fatto dell'evoluzione, the fact of the evolution. Come on, guys, really, I don't even need to translate, because you can, for assuming from the root and the etymology of each single term, you may easily find the similarity with English. So come on, all right? So focus in this is very important. Dogma, neo-darwiniano, neo-darwinian, fondamento, fundament, affermò, affirmed, evoluzione, evolution, semplice ipotesi, simple hypothesis, interpretate, interpreted, assenso, assensus, teoria, theory, validità, validity, controllata, controlled, considerandone, considering, presupposti, presupposti, I don't remember, carattere, character, ideologico, ideological, non scientifico, non scientifical, che scienziati, scientist, assumono, assume. Okay, guys, come on. So, try to focus on this, okay? You can easily understand what you are reading, okay, if you train your brain to assume just only for the incredible quantity of terms and similarity with English. Okay, guys, so just take this lecture that I've done today as a sample, okay, to improve your reading, improving your reading with the right metrics like cadenza, a tone. You will improve your speaking anyway, okay? And please do not read silently. You read loud voice, okay? Because only like this you may train your vocal apparatus and registering in your brain what you are, all the nuances of the Italian language, okay? Accent and so on. Okay, guys, thank you very much. Every day, every time I choose something interesting for me, and I think that is interesting for everybody as well. All right, guys, thank you very much. See you next. Bye.